I ghiacciai sono importanti per diversi aspetti. Prima di tutto la disponibilità idrica. Il ghiaccio non è altro che acqua allo stato solido, quindi noi possiamo sfruttare questa presenza di acqua per poter tamponare, per esempio, come dicevamo prima, alle siccità estive. Ma appunto il ghiacciaio è importante anche come effetto stabilizzante sul territorio ed è importante per la scienza per quanto riguarda anche la storia del clima, perché il ghiacciaio intrappola delle informazioni, ci permette di sapere quello che è successo nel passato. Il nostro istituto, l'Istituto di Scienze Polari del CNR, è stato impegnato in un importante progetto denominato EPICA, che aveva intenzione di reperire una delle carote più profondi mai estratte in Antartide. Questo è successo qualche anno fa e attualmente siamo a capo proprio del progetto denominato Beyond Epica, per riuscire a estrarre una carota con informazioni climatiche ancora più antiche. Epica risaliva fino a 700.000 anni fa e con il nuovo carotaggio vogliamo arrivare indietro fino a 1,5 milioni di anni fa, per capire quali sono state le variazioni nel clima in un periodo così importante e capire quali sono state le cause dell'ampiezza, capire quali sono state le differenze di durata tra i periodi glaciali e interglaciali, e questo è importantissimo per dare uno sguardo al futuro e capire dove stiamo andando. Negli ultimi anni mi sto allargando un pochino il campo di indagini e oltre alla parte idrologica mi occupo proprio di variazioni di bilancio di massa dei ghiacciai e quindi monitorare qual è lo stato di salute soprattutto di quelli alpini. Allora, attualmente siamo in un periodo di bilanci di massa mediamente negativi un po' su tutto il globo, quindi parliamo sia dei ghiacciai montani che delle calotte del Polo Nord e del Polo Sud. Purtroppo questo periodo prolungato di negatività dello stato di salute dei ghiacciai si protrae da tanto tempo. Si stima che circa il 60-70% di area sia stata persa dalla metà del 1800 ad oggi. Per fare un esempio molto pratico, in anni caldissimi come il 2003 o il 2013, la presenza ancora dei ghiacciai nell'arco alpino ha garantito tantissima acqua, soprattutto per esempio al bacino del Po. A Ferrara il 30% dell'acqua che vedevamo nel Po ad agosto, nel 2003 per esempio, un anno particolarmente siccitoso, derivava da fusione glaciale. Quindi questo ci fa capire quanto ancora i ghiacciai siano in grado di tamponare questi picchi di calore o questi periodi prolungati di grande caldo che comportano ovviamente anche della siccità. Sì, le campagne glaciologiche sono una storia della glaciologia italiana abbastanza antica, risalgono all'inizio del 1900. Quello che è importante è monitorare lo stato attuale, quindi ogni anno i diversi gruppi di ricerca che hanno in capo le singole aree glaciali del panorama alpino fanno delle vere e proprie misure, quindi calcolano quant'è la neve che è caduta durante l'inverno e vanno a vedere quanta di questa neve si è fusa alla fine dell'estate e quindi si calcola un bilancio, si vede rispetto a quanto ne è venuta, quanta ne è fusa, se ne è rimasta oppure, come purtroppo accade in questi ultimi anni, se addirittura le elevate temperature hanno fuso anche parte del ghiaccio sottostante. Purtroppo gli esempi sono facili da fare perché appunto quasi tutti i ghiacciai dell'arco alpino sono messi così, sia per quanto riguarda i ghiacciai delle Alpi occidentali, che sono quelli un po' più fortunati perché sono a quote molto elevate, quindi penso per esempio al Gran Combin, dove noi nel 2020 siamo andati a fare una missione di carotaggio a settembre del 2020, oppure per esempio il ghiacciaio Gorner, sempre al confine tra Svizzera e Italia. Questi ghiacciai, oltre i 4.000 metri di quota, perdono comunque molta massa e se lo fanno loro che sono in una situazione sia geomorfologica che anche meteorologica favorevole, perché fa più freddo e nevica di più. Quello che purtroppo sta accadendo ai ghiacciai delle Alpi orientali invece è drasticamente peggiore. Nelle Dolomiti ormai i ghiacciai sono ridotte su piccolissime nicchie. La regina delle Dolomiti, che è la nostra Marmolada, purtroppo anche negli ultimi anni sta sperimentando dei bilanci negativi. Gli effetti sono di diversi tipi, ci sono effetti idrogeologici prima di tutto, quindi la mancanza dell'effetto tampone, quindi la mancanza di questo bacino d'acqua solida che evidentemente nei prossimi anni verrà a mancare, ma ci sono anche degli effetti destabilizzanti sul territorio, perché il ghiaccio stesso è un legante della montagna, quindi se viene a mancare la matrice ghiaccio, che può essere superficiale oppure interna, per esempio ai ghiaioni, si innescano degli importanti e pericolosi fenomeni come possono essere le colate detritiche. Oltre a effetti sul territorio abbiamo anche degli effetti su quella che è la storia del nostro clima, perché il ghiacciaio intrappola le informazioni climatiche di quella che era l'atmosfera.
quella che era l'atmosfera nel momento in cui è successa la nevicata. Quindi se noi perdiamo i ghiacciai perdiamo una sorta di archivio, un archivio che non è possibile ricostruire, perché se il ghiacciaio fonde, si trasforma in acqua, tutte le informazioni vengono dilavate. Ecco che uno dei nostri obiettivi è anche quello di andare a reperire dei campioni di ghiaccio da ghiacciai rappresentativi, studiare queste carote e prenderne alcuni backup, quindi prenderne alcuni campioni in più per conservarli anche per le generazioni future e permettere a loro, magari gli scienziati di 20 e 30 anni da oggi, potranno, magari noi speriamo, che possano avere delle tecnologie molto più avanzate ed estrapolare delle informazioni che noi attualmente, per esempio, oggi non riusciamo. Già dalla fine del 1980 gli scienziati si sono chiesti qual è l'effetto, qual è l'impronta antropica sul riscaldamento, quindi su questo cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è in atto ed è stato più che ormai misurato, quindi dalla fine della seconda rivoluzione industriale, quindi circa dalla metà del 1800, le temperature sono aumentate. L'ultimo rapporto, che è uno dei più importanti, dell'IPCC, che è un organismo internazionale e riconosciuto per quanto riguarda lo studio dei cambiamenti climatici, e nasce proprio alla fine del 1980, ha dimostrato che l'impronta umana è stata determinante nell'aumento delle temperature. Noi siamo riusciti a far aumentare la temperatura di circa 1,5 gradi in 150 anni. Per dare un ordine di paragone, nel periodo delle grandi glaciazioni, quindi prima di 12.000 anni fa, tra un periodo caldo dove non c'erano i ghiacciai e un periodo freddo dove parte dell'Europa era coperta da ghiacciai, la differenza di temperatura era di circa 6 gradi. Questo nel giro di qualche migliaio di anni, qualche decina di migliaia di anni. Noi in 150 anni siamo riusciti ad aumentare la temperatura di 1,5 gradi. Non si può tornare indietro, quindi irreversibile no, si può salvare quello che attualmente abbiamo. Nella peggiore delle ipotesi, però, con politiche che sono orientate allo sfruttamento dei combustibili fossili, potremo aumentare la temperatura anche di 4 gradi, 4,4 gradi entro la fine di questo secolo, ed è un livello di allerta incredibile se pensiamo di nuovo a quanto era lo scarto tra periodi, tra glaciazioni e periodi caldi, questi 5 gradi e mezzo, 6 gradi. Posso parlare del mio, posso dare una prospettiva di quella che può essere lo scenario futuro dell'estensione dei ghiacciai e soprattutto dei ghiacciai alpini. Con questa politica che dicevamo, quindi modellando questo aumento di temperatura di oltre 4 gradi, è probabile che entro la fine di questo secolo quasi il 95% degli attuali ghiacciai, non dei ghiacciai alla fine della piccola era glaciale, quindi a metà dell'Ottocento, degli attuali ghiacciai scompaiano, e sicuramente non li troveremo sotto i 3.600-3.800 metri di quota. Quindi avremo una perdita incredibile del volume ghiacciato che c'è sulle Alpi, e tutto questo impatterà direttamente sull'economia, sulla società e sulla gestione del territorio. Quello che è l'informazione più importante è la variazione e l'andamento ciclico dell'anidride carbonica, e questo ci permette di ricostruire anche la variazione della temperatura. Quindi grazie allo studio dei sedimenti marini e appunto delle carote di ghiaccio è possibile capire quali sono stati i cicli del clima del passato, e appaiando questa informazione con la ricostruzione geomorfologica in campo, quindi con la lettura del paesaggio, noi possiamo capire fino, per esempio, dove i ghiacciai si estendevano durante i periodi passati. Purtroppo le notizie, anche le peggiori, è meglio conoscerle prima di trovarsi impreparati, proprio anche in un'ottica di quello che ormai siamo stufi di sentir già parlare, ma invece ci deve entrare nella testa, che sono queste azioni non politiche ma azioni di mitigazione e adattamento. Cioè dobbiamo essere in grado di conservare quello che c'è nel miglior modo possibile e adattarci per non farci trovare impreparati.